buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus TG, una svolta molto importante nella rapina, sanguinosa rapina che era stata messa a segno in un'abitazione di Cavallino Treporti. Erano stati aggrediti padre, madre e figlio a cui i banditi hanno sparato, per fortuna con conseguenze non gravi. Andiamo subito a Cavallino Treporti perché la notizia di oggi è l'arresto di uno dei banditi responsabili della rapina. A te, Ilaria. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo nuovamente qui a Cavallino Treporti, nell'abitazione della famiglia Biondo che domenica sera ha subito questo assalto armato. La notizia di oggi è che sarebbe stato preso proprio uno dei banditi e sarebbe stato fermato la sera stessa, quindi domenica, nel Trevigiano, nella zona della Marca Orientale, dai carabinieri di San Donà di Piave che stanno indagando ora anche per trovare gli altri due responsabili di questo assalto armato, e sarebbe ora nel carcere di Treviso. Quindi non preso nel Pordenonese come sembrava in un primo momento, ma nella Marca trevigiana, appunto la parte orientale. Allora, qui insieme a noi c'è Gianmarco, il fratello di Alberto Biondo, che ieri siamo anche riusciti a sentire telefonicamente, che ci ha raccontato quello che ha subito quella sera. Ricordiamo che a lui proprio hanno sparato direttamente sulla gamba. Gianmarco, la notizia di questo primo fermo per voi in qualche modo è confortante? Sì, diciamo che è un primo sospiro di sollievo che ci aiuta, magari ci fa sorridere almeno questa mattina, ma ovviamente speriamo sia fatta giustizia per tutte le altre 3 persone che vengano trovati, che appunto almeno noi possiamo stare un po' più tranquilli. Ecco, voi come state? Mi dicevi poco fa che è difficile riuscire a chiudere gli occhi la sera. Sì, quando arriva il buio, soprattutto per i miei genitori, è un momento inquietante. Se si rivedono la situazione, hanno il flashback di quello che è successo e ovviamente anche a me trasmettono un'insicurezza nella mia abitazione che prima ovviamente non c'era. Anche Alberto ieri ci ha raccontato di avere proprio degli incubi di notte e questa paura che possano ritornare o di trovarsi nuovamente di fronte a una situazione del genere. Sì, esatto, anche io sono andato a trovare mio fratello. Lui si ricorda tutto, qualsiasi passaggio, e ovviamente in ospedale si è da soli, non c'è nessuno che ti può aiutare dei tuoi familiari e non ti senti ovviamente a casa come noi non ci sentiamo più a casa nostra. Ecco, in questo momento forse, Gianmarco, correggimi se sbaglio, ma forse l'anello un po' più forte, quello che deve tenere un po' tutta la situazione in piedi, sei tu, che quella sera non c'eri, quindi hai vissuto solamente in un secondo momento la situazione, ma devi sostenerla un po' tu, tutta la tua famiglia. Sì, esatto, io sono il più piccolo della famiglia, però ovviamente in questi momenti tirerò fuori tutte le mie forze per aiutarli a superare questo momento difficile, e spero appunto che mio fratello esca il prima possibile dall'ospedale per poterlo aiutare anche lui nuovamente a camminare e i miei genitori a stare sereni. Ecco, ricordiamo che Alberto è stato trasferito dall'ospedale all'Angelo di Mestre all'ospedale di San Donà di Piave. Qui gli faranno appunto un secondo intervento. Lui proprio ieri ha raccontato che la cosa che gli pesa di più in questo momento è non potersi allenare come invece fa solitamente. Sì, esatto, essendo uno sportivo, un natural bodybuilder, lui si allena tutti i giorni a casa e la cosa che gli manca di più in questo momento è proprio l'allenamento. Grazie Gianmarco. Ovviamente le indagini dei carabinieri stanno continuando, si stanno continuando ad analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il cerchio potrebbe a questo punto stringersi e gli altri 2 banditi potrebbero avere le ore contate. Sentiamo però proprio quello che ci ha raccontato ieri dall'ospedale Alberto Biondo ai nostri microfoni qui da Cavallino. Restituisco la linea allo studio. Un po' di dolori alla gamba, ma nella norma, ecco. Mi hanno già tolto il drenaggio, quindi sembra abbastanza bene.
Resta ricoverato in situazione stabile nell'ospedale di Mestre Alberto Biondo, il bodybuilder 33enne di Cavallino Treporti, cui domenica sera uno dei 3 banditi ha sparato alla gamba, dopo che erano entrati nell'abitazione di via Pordelio dove vive insieme a genitori e nonni. Dopo il primo intervento la sera stessa ce ne sarà un secondo. Dovrebbero spostarmi a San Donà e poi tra qualche giorno, non so quando, mi dovranno rioperare e dopo inizierà la riabilitazione. Alberto ricorda ogni istante. Avrebbe voluto fare di più, ma i banditi, che evidentemente non si aspettavano una sua reazione, nemmeno del papà Maurizio, l'hanno colpito subito. Non ho fatto ora pensare a niente, cioè volevo solo buttarli giù dalle scale e basta. Ma purtroppo poi lui ha sparato subito, non so perché. Mi hanno messo KO subito, cioè nel senso, io sono uscito io ero in bagno e ho sentito come un ribaltamento di tutto e pensavo forse stessero litigando i miei. Esco e mi trovo sti qua davanti, cioè nel senso mio papà che sta spingendo questi e sto qua, io ero sul pianerottolo, lui era 2-3 gradini più giù e io dal primo istinto, lui aveva la pistola puntata, ma primo istinto ho fatto per tirargli gli ho tirato una pedata e su quel momento lui poi ha sparato e quindi ho perso subito la gamba e non sono più riuscito ad aiutare mio papà, ecco. Magari se il colpo non mi prendeva così che veniva su ma andava fuori dritto per dritto, magari riuscivo a stare un altro po' in piedi, ecco. Non ci ho più visto niente, cioè sono andato via dritto. È che sono stato sfortunato che non l'ho preso giusto, perché se lo prendevo giusto secondo me non riusciva neanche a sparare. Il 33enne voleva proteggere la sua famiglia in ogni modo. Se il proiettile però avesse colpito l'arteria femorale poco più in là, lui non ce l'avrebbe fatta. L'unica roba che dicevano è fermi che se no vi sparo. Mi hanno battuto anche col calcio della pistola in testa. Nel male fortunatamente siamo ancora qua, perché se la pistolata, non so, andava più alta, ciao. Adesso comunque anche di notte mi rivedo sempre la scena, non è facile dormire. La paura ora resta. Il pensiero è che adesso magari quando ritorni a casa la sera al buio, non sai mai, vuoi sempre trovarti qualcuno, ecco, quello è il problema. Intanto si sta stringendo il cerchio intorno alle indagini. I banditi potrebbero avere le ore contate. E questo, avete sentito, era Alberto Biondo nell'intervista esclusiva di Ilaria Marchiori, la nostra inviata, con cui ci collegheremo più avanti per avere altri particolari. Ripeto la notizia di oggi, appena arrivata, che è stato arrestato uno dei responsabili di questa rapina. Intanto non ci sono novità sullo sconosciuto che si è gettato nelle acque del Brenta per sfuggire ad un controllo della polizia che lo aveva sorpreso con un complice mentre stava cercando di rubare un mezzo pesante. Sono riprese questa mattina le ricerche dell'uomo che la notte tra lunedì e martedì si è gettato nelle acque del fiume Brenta a Vigonza per tentare di sfuggire ad un controllo della polizia stradale. I vigili del fuoco per tutta la giornata di ieri hanno scandagliato il tratto di fiume che si trova tra San Vito e il comune di Vigonza, dietro la zona industriale di via Parenzo. Questa mattina i sommozzatori sono tornati con la barca con il sonar in dotazione ai pompieri padovani per continuare la perlustrazione del fondale. L'uomo, che si è gettato in acqua, era stato sorpreso con un complice mentre stava armeggiando vicino a un camion posteggiato. Forse stavano cercando di portare a termine un furto di gasolio, ma sono stati notati dalla pattuglia della polizia stradale, che ha cercato di fermarli e identificarli. I due si sono dati alla fuga. Sembra che il complice sia stato fermato, ma la sua identità non è ancora stata resa nota. Il secondo uomo, invece, è stato visto immergersi nelle acque del fiume e tentare di attraversarlo. Il buio e la zona arginale impervia non hanno permesso ai poliziotti di vedere se poi sia effettivamente riuscito a raggiungere la riva opposta o se sia stato inghiottito dalle acque fredde del Brenta. Le ricerche proseguiranno per tutta la giornata. Servizio di Francesco Rattai della nostra redazione
di Padova. Vediamo la prima pagina del Gazzettino, una notizia sconcertante, una rapina fotocopia a Sona nel veronese al Vale Center, colpo al negozio gioielli di Valenza, al centro commerciale la Grande Mela. Dopo la rapina al Vale Center, quindi un altro colpo proprio con la stessa identica dinamica, il comando dei rapinatori, non si sa ancora se sia stata presa in ostaggio una commessa come era accaduto a Marcon, ma potrebbe trattarsi della stessa banda, quindi si confermerebbe che si tratta di professionisti in assetto paramilitare armati di Kalashnikov che non hanno nessuna paura di così compiere un reato che poteva portarli all'arresto la volta precedente, perché insomma sono stati subito inseguiti dalle forze dell'ordine senza risultati. Abbiamo parlato anche ieri del pestaggio da parte di tre nomadi del sindaco di Cairano San Marco Gianni Precoma. I fatti erano avvenuti nel 2018, oggi l'aggressore del sindaco Giuseppe Cari è stato condannato ad 1 anno e 6 mesi di reclusione. Ieri è arrivata la condanna, vediamo. Il volto tumefatto, le botte, l'aggressione senza pietà, ricordi indelebili nella mente del sindaco Gianni Precoma. A quasi 5 anni da quella terribile sera è arrivata la condanna per Giuseppe Cari, il nomade che colpì con calci e pugni il primo cittadino. La sentenza pronunciata oggi dal giudice Gianluigi Zulian, 1 anno e 6 mesi, più di quanto aveva chiesto il pubblico ministero. Quando si ritorna a quelle immagini che mi passano per la mente, diciamo che è sempre una cosa triste, perché me la sono vista brutta in quei momenti. Ho avuto paura di morire, ci aveva detto la mattina seguente il pestaggio il sindaco, che si era recato nella zona dove si erano accampati i nomadi dopo aver ricevuto alcune segnalazioni dei cittadini. Volevo chiedergli di lasciare l'area, di allontanarsi da Cairano San Marco, perché nel territorio, aveva spiegato, non potevano stazionare. La risposta violentissima: prima gli avevano lanciato addosso degli oggetti, poi lo avevano bloccato e picchiato. Tutto ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza. Sono andato, come poi è stato dibattuto in aula, si è visto anche dei filmati che c'erano, che sono andato lì con l'intento solo di notificare una cosa che sta nel nostro regolamento comunale di polizia urbana, quindi non sono andato, come poi era stato detto dagli imputati, per aggredirli o quant'altro, ma solo in maniera molto civile, per dire a loro che non potevano rimanere in quel posto. Diciamo. Ho subito un'aggressione violenta. 2 gli imputati, il più giovane è stato riconosciuto incapace di stare a processo, lo stesso giovane che dopo il pestaggio aveva fatto un video di scherno sull'aggressione. Cosa ci dici durante il pestaggio di Cairano San Marco? Come me hanno portato le carte e ho scritto tutto per andare in tribunale. E dopo? E dopo ho sentito questi che sono sottoscritti a me, avvocato Pivetta, io sono. Penso che andrà tutto bene per il rispetto che forse era troppo incasinato. Io dico questo, non ho nient'altro da dire. La più grande vittoria, spiega il sindaco, è una sola. La grossa vittoria è quella che dal 2019 non sono più presentati a Cairano, perché hanno preso un DASPO e anche altri mi sembra che stanno bene a riguardarsi di arrivare a Cairano. Diciamo, sì, è una vittoria perché, come si è dimostrato, non sono delle persone che accettano in maniera molto volentieri il fatto di rispettare le regole. Abbiamo visto appunto cosa è successo a me. Quindi. Servizio di Daniela Sizia, non c'è dubbio, l'abbiamo detto anche ieri sera a Focus, che il Veneto è nelle grinfie di ladri e rapinatori, furti senza tregua in tutte le nostre province, tante le abitazioni, con dei faccia a faccia con i proprietari a volte, per poco anche nell'ultimo caso che stiamo per raccontarvi, i proprietari di casa non si sono imbattuti nei malviventi. Andiamo a San Biagio di Callalta in diretta da Cristian Arboet. A te, Cristian.
Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Simone Merlo per la parte tecnica. È esattamente come dici tu, è mancato davvero poco perché appunto i proprietari di questa casa non si trovassero faccia a faccia con i ladri ieri sera, l'ennesimo furto nella Marca trevigiana, un vero e proprio stillicidio. Ci troviamo in via Venier, siamo nel cuore di San Biagio di Callalta, a poche decine di metri in linea d'aria c'è la chiesa, c'è la caserma dei carabinieri e c'è la Postumia, una delle arterie più trafficate dell'intera regione. Qui si è consumato l'ennesimo furto, ma lo vediamo, lo raccontiamo attraverso le parole di una delle vittime, attraverso le parole di Patrizia Sartori, proprietaria di questa casa. Sentite. Ieri sera siamo arrivati verso le 7:30, 7:40 e siamo entrati dal garage e niente, la cagnolina che abbiamo ha cominciato ad abbaiare tantissimo e abbiamo visto una porta aperta del garage. Ho detto vabbè, se la sarà dimenticata mio marito, e poi vedendo nel soggiorno ho visto che c'era il balcone aperto e la finestra aperta, rotta, e praticamente sono entrati da là. Mio marito è andato su in camera e tutte le 3 camere avevano aperto tutti i cassetti, tutti maglioni, tutto buttato, solo dove c'erano cassetti. E poi hanno portato via, siccome sono già stati 15 anni fa, qua ci hanno portato via abbastanza, in genere mi tengo addosso, però ho lasciato a casa un braccialetto importante e un altro anche, e quelli li hanno presi. Non hanno preso bigiotterie e anche altre cose però questi sì. Voi non ve li siete trovati davanti? No, però secondo me hanno saltato, perché il cane non avrebbe abbaiato così, perché entriamo, ce lo portiamo via, una cagnolina piccola, e secondo noi qualcuno sì, saranno stati in 2 forse, non so, però hanno sentito e hanno saltato e basta, non so. Quindi probabilmente i ladri erano in casa quando voi siete arrivati e quindi sono scappati in quel momento. Da qui la cagnolina, quindi... Sì, che abbaiava, era proprio è andata verso il soggiorno direttamente, il salotto. Voi avete telecamere? No, però adesso le mettiamo. Ci sono i vicini che ce le hanno. E adesso vedremo se hanno magari visto qualcosa dalla telecamera. Quindi allo stato attuale non sapete se 1 o più persone? No, non sappiamo niente. Lei non ha dormito stanotte, mi sa? Sì, così è stato abbastanza tanta tensione, perché entrano nella tua casa, toccano, adesso sistemeremo. Sistemeremo, dice la signora Patrizia. Direttore, ti mostro alcuni particolari, chiamiamoli così, logistici. Questa è la casa, c'è una recinzione in muratura, una vegetazione, una siepe anche particolarmente alta da questo lato della strada, è un incrocio, siamo tra via Venier e via Lepanto, quindi questa recinzione è stata scavalcata verosimilmente da questi ladri che non si sono fatti remora alcuna. Anche per questo i residenti di questa strada sono particolarmente preoccupati. Sentite. Avete avvertito qualche rumore sospetto? Noi altri stiamo tanto con paura, perché anche, dobbiamo dire, siamo soli in casa e abbiamo il terrore ormai noi, mamma mia. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare con che paura sempre allora? Chiudiamo già i balconi alle 6. A che ora dobbiamo chiudere questi balconi, che se poi vogliamo rompono anche i tapparelli, rompono tutto. Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci noi? Non lo so. C'è paura, c'è apprensione? Beh, certamente, perché non ti vivi tranquillo quando ti senti queste robe. E se andai anche quando io la settimana scorsa, ieri altro che butta su il muro. No. E ora ti dici, se ero a porta, mi butta su il muro, cioè, a roba pesa è quella, che è difficile difendersi. Con che cosa dobbiamo difendersi? Che se loro entrano e non fai tempo nemmeno di parlare. Tu non fai in tempo di parlare. Come dobbiamo difenderci noi?
con tutto ciò che abbiamo, gli allarmi e tutto. Vengono dentro uguale. Sono degli interrogativi reali quelli posti da queste signore che con Simone Merlo abbiamo intervistato poco fa, interrogativi che rigiro alla sindaca di San Biagio di Callalta, che saluto e ringrazio, Valentina Pillon, che ci ha raggiunto. Sindaco, siamo davanti a un vero e proprio stillicidio e i sindaci non sempre hanno la possibilità di intervenire come vorrebbero. È il caso anche di San Biagio di Callalta, dove nell'autunno scorso era stato avviato un progetto importante sperimentale di controlli serali, ma che non riuscite più a portare avanti per motivi di budget. Sì, intanto voglio esprimere assolutamente vicinanza alle vittime che sono state colpite da questo ennesimo furto. È proprio vero, questo progetto sperimentale aveva portato dei risultati importanti proprio in termini di controllo del territorio, però per le capacità che ha il nostro comune, il nostro corpo di polizia, è stato un progetto circoscritto e quindi sperimentale che non può essere inserito in maniera strutturale all'interno di quella che è la nostra programmazione. Quindi assolutamente dovremmo farci forza, andare dalle istituzioni di più alto grado per far sì che anche i comuni più piccoli abbiano la possibilità di inserire il terzo turno serale per la nostra polizia locale. Così come abbiamo già inviato una campagna di sensibilizzazione per tutti i cittadini affinché aderiscano al controllo del vicinato. È un sistema anche questo che tutti insieme possiamo far sì che diventi più forte e ci aiuti l'un l'altro a capire i pericoli del nostro territorio ed affrontarli anche insieme. Quindi controllo del vicinato e terzo turno per la polizia locale è una richiesta molto, molto precisa. Sì, assolutamente sì. Il nostro territorio poi oggi è dotato di 21 telecamere di videosorveglianza, alcune hanno anche la lettura delle targhe, quindi questo è stato molto importante per riuscire ad intercettare i malviventi. Siamo fiduciosi che anche in questo caso si possa fare questo lavoro e possa produrre anche i risultati sperati, ed è quindi che questa banda venga fermata in modo tale che non colpisca più non solo San Biagio ma anche tutti i comuni limitrofi che in questo tempo sono stati anche loro preda di questo tipo di atti. Bersagliati, davvero, come dicevi tu direttore, grazie davvero Valentina Pillon, sindaca di San Biagio di Callalta, e noi ci lasciamo con una riflessione di Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, ieri ospite di Nicola Zanetti. Cristian Demma che torna su due concetti: il farsi giustizia da sé e poi appunto le conseguenze psicologiche sulle vittime di questi reati. Con Simone Merlo da Via Veniera, San Biagio di Callalta. Direttore, ti restituisco la linea. Sentite Demma. Io sento che chi è vittima di furto, magari un po' più, chiamiamolo rocambolesco, no? Nel senso che ho veramente un vis-à-vis col ladro, tutti mi dicono: ah, ma la prossima volta ci penso io. Allora lì parte: no, non farlo perché tu hai tutto da perdere, gli altri non hanno niente da perdere. Gli faccio l'esempio che secondo me è molto lampante di quella persona che ha dovuto risarcire le vittime del ladro a 400.000 euro, mentre la buona persona a 40.000 euro, quindi la stima delle vite è diversa tra ladri, malviventi e persone buone, e allora cerco di farli tornare un attimino in qua, ma quella è la percentuale ormai di voglia di farsi giustizia da sola, perché sento un foglio di via che poi non è un foglio di via, sento un furto, li accompagnati in caserma ma poi sono usciti dopo 2 ore, quindi la gente sa che quando mi dicono li abbiamo presi, ma in realtà già la notizia è uscita e sono già fuori a delinquere, quindi quello è il pericolo. Quindi vi siete anche un po' degli psicologi voi, diciamo così? Siete diventati anche questo? Ultimamente molto, veramente molto, anche solo a far compagnia la sera alle persone, via chat o via qualcosa, che magari hanno subito un furto la sera prima e non riescono più a dormire, perché poi bisogna considerare anche quell'aspetto molto grave del furto, cioè il danno psicologico di non dormire più appena sento un rumore, scattare e avere ansia, e questo è quello che noi facciamo volentieri. D'altronde l'associazione è anche quello, no? Dare una mano al prossimo, e quando diamo una mano a una persona sola noi abbiamo già vinto in casa. Grazie molte. L'intervista era di Nicola Zanetti ieri sera a Ring. Vediamo anche la rabbia dei residenti a Vicenza, dove c'è una recrudescenza dei reati contro il patrimonio, tantissimi furti, non solo ai danni di abitazioni ma anche negli esercizi commerciali. Vediamo.
In città le forze dell'ordine rispondono con una nuova operazione alto impatto nella zona calda del quadrilatero di Campo Marzo. Il questore a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza ha seguito dall'alto l'evolversi della situazione, monitorando le dinamiche al suolo provocate dall'arrivo degli agenti. 229 le persone controllate, di cui 46 pregiudicati. Non è la sola risposta delle istituzioni disposte in queste ore. A breve verrà attivata una nuova zona di controlli di vicinato nell'area ovest della città, in particolare nei quartieri di Maddalena e Monte Crocetta, dove i residenti martoriati dai furti si sono resi disponibili in tanti a collaborare e a fare rete per segnalare alla polizia presenze sospette. Con queste zone raddoppiano così i quartieri sorvegliati come quello del Parco Fornaci e del Mercato Nuovo. Prossimamente il servizio potrebbe essere attivato anche a Laghetto. I residenti di Maddalene si dicono motivati. Essendo poche famiglie e che vanno d'accordo, ci si può aiutare, se no non si può fare niente. Sì, sento anche su Facebook che mettono controllate le macchine che passano lentamente, cioè ne sento molte su Facebook. Sarebbe una buona cosa questa qua di fare il coso ravvicinato. È successo che ho chiamato i vigili perché c'erano delle macchine ferme qua, notte fonda. Però. Se uno è qua e fuori, si dà un occhio, se si vede qualcosa di strano si cerca di fare qualcosa. Quello non è un problema. Però ci vorrebbe un po' più di polizia, di guardie che assumessero più vigili, poliziotti, insomma un po'. Che la gente deve vivere bene, perché la gente non può vivere con trovarsi le persone dentro casa. Sono entrati dalla finestra, hanno aperto la finestra con 2 cacciaviti e sono entrati dentro. Una volta di qua e una volta dall'altra parte. E ora ho messo l'inferriata. Questo controllo in vicinato è utile, penso in qualsiasi zona di Vicenza e provincia. Anche nei paesi sento che c'è questa necessità. I cittadini si organizzano, evidentemente la polizia fa quello che può, perché con tutto quello che c'è in giro, problemi di altro genere, penso che abbiano anche tante cose da fare. Certo che però con quello che è il compenso e i costi che paghiamo noi per la gestione delle imposte eccetera, forse sarebbe opportuno che ci fosse un po' più di servizio. Ecco, questa è la verità. Siamo tutti obbligati a prendere servizi privati perché insomma. E ieri sera avevamo a Focus l'ex sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, in polemica con l'attuale sindaco Giacomo Possamai, che accusa di non intervenire adeguatamente per garantire la sicurezza ai cittadini. Sentiamo cosa ha detto Francesco Rucco ieri sera. La strada è che per sopravvivere devono fare furti, rapine, eccetera. Non viene più. Quindi i nodi vengono sempre al pettine, sono arrivati al pettine. Poi se ci metti un sindaco che la prima cosa che fa quando arriva togliere il turno notturno dei vigili il fine settimana, allora è chiaro che te la cerchi anche. Per carità. Dovete sapere che il dato di oggi, di questa mattina, dice che il bilancio del comune di Vicenza ha 6 milioni di multe. Noi in tanti anni, ogni anno, facciamo una media di 3 milioni. Perché? Dicevamo ai vigili, non facciamo codice della strada, facciamo sicurezza urbana, quindi controllo sul territorio. Quindi vuol dire non fare le multe, quindi perdevo anche soldi dal punto di vista del bilancio. Solito è così. Guarda caso arrivano loro, fanno fare codice della strada, aumentano le entrate, diciamo, delle sanzioni amministrative. Bene per il bilancio, male per il controllo del territorio. Si possono assumere più a questo si aggiunga poi che avevamo un questore che Paolo Sartori. Che... Allora, questo era il sindaco l'ex sindaco di Vicenza Francesco Rucco in polemica con Giacomo Possamai. Avete visto anche ieri sera c'era Marco Zabai del Partito Democratico, c'è stata subito una discussione molto vivace su questi ed altri argomenti e infatti abbiamo fatto ieri sera come sempre a Focus degli ascolti astronomici, quindi vi ringraziamo molto per averci seguito anche ieri. Intanto i cittadini sono protagonisti nella lotta alla criminalità anche a Vicenza. In prefettura è stato sottoscritto il protocollo per i controlli di vicinato e si parte proprio con Vicenza e con Valdagno. Vediamo. La rete della sicurezza.
occhi attenti puntati sui quartieri, cittadini in prima linea, sentinelle che presidiano piazze e strade, pronti a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine. È l'ultima frontiera della lotta alla criminalità. A Vicenza, dopo l'ultima ondata di furti, rapine e aggressioni, il prefetto convoca questore, comandanti di carabinieri e fiamme gialle e polizia locale. E poi i 2 sindaci delle città da cui si parte, Vicenza e Valdagno, tutti insieme per sottoscrivere il protocollo dei controlli di vicinato. Abbiamo sottoscritto col sindaco di Vicenza e sindaco di Valdagno il documento operativo per il controllo di vicinato. È uno strumento che si affianca alle attività che si svolgono sul territorio in termini di vigilanza e controllo e quindi della sicurezza dei territori urbani. Voce del verbo prevenire. I controlli di vicinato rientrano pienamente nella difesa e nella salvaguardia dei quartieri, con una promozione forte della videosorveglianza, occhi elettronici pubblici montati dai comuni a presidio di strade, piazze e parchi, ma non solo, ed è la grande novità. Il protocollo firmato oggi infatti promuove anche l'installazione delle telecamere private da parte di attività commerciali e cittadini a protezione dei negozi e degli uffici. Tutto ciò che riguardano gli impianti che sono installati presso attività private o attività commerciali, anche quelle devono essere promosse dalle amministrazioni comunali e fare in maniera tale, trovare quegli strumenti perché diventino strumenti operativi e dialoganti con le sale operative delle forze di polizia. Si comincia con Vicenza e Valdagno, ma il protocollo per i controlli di vicinato è destinato a essere allargato ai comuni di tutto il Vicentino. Sono tantissime le richieste da parte dei sindaci, hanno ritenuto e intravisto in questo documento uno strumento che si va a affiancare ai tradizionali metodi di vigilanza e controllo. Il prefetto di Vicenza, Salvatore Caccamo, al microfono, e Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione Berica. Ieri sera a Focus c'era anche il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Giuseppe Pan e ovviamente di criminalità ci siamo occupati anche con lui. Sentiamo cosa aveva detto. Che spesso e volentieri quando io a Vicenza la frequento tanto, come Padova, Verona, nelle stazioni ne abbiamo visti di tutti i colori, soprattutto adesso dei spacciatori che vengono presi, il giorno dopo sono già là. Gente che fa 800.000 rapine e te le ritrovi lì, cioè, abbiamo anche questa impunità che fa sì che questi qua entrano nelle case continuamente di anziani, cioè quello che mi fa specie di vedere quella casa sinistra lì. che non mette il sul quella che mi fa specie che una banda armata, troppo teneri e governo sono una banda armata che entra dentro una casa comune, perché non mi pareva che questo fosse il possidente, una villa di cui, cioè, capisco delle cose. Qua può succedere a tutti stasera a ogni momento, perché ti ammazzano per 100 euro questi qua. Quindi siamo arrivati purtroppo a una condizione in cui la magistratura, in cui c'è un'impunità crescente su questi reati che purtroppo fa sì che saranno sempre di più. Io poi ci metto dentro tutto quello che viene da est, ovest, nord e sud del mondo, che fa quello che vuole in questo paese, perché intanto non gli succede mai niente. Questo è quello che sta succedendo. Rapine ai bancomat, rapine dentro la chiesa, sta parlando adesso, rapine ai supermercati, omicidi da tutte le parti. Questo è Giuseppe Pan. Ieri sera un gran bel dibattito su molti temi. Andiamo avanti però con la cronaca nera, perché non manca mai le risse, le baby gang, numerosi fascicoli in mano alla procura di Treviso. Uno dei principali riguarda la lite con coltello che nel giugno scorso aveva terrorizzato Pezzana di Carbonera, e sono state chiuse le indagini.
A 7 mesi da quella rissa furibonda finita con una coltellata alla schiena di un sedicenne, le indagini sono state chiuse e quello che emerge è un quadro inquietante di violenza e disagio. Sullo sfondo questioni legate allo spaccio di droga. La procura trevigiana è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per 2 dei 5 protagonisti della lite, gli unici 2 maggiorenni, un 20enne di origini ucraine di Macerata e un 19enne di Carbonera. Degli altri si occuperà la procura dei minori di Venezia. È la tarda serata del 22 giugno scorso quando in Via Grande a Pezzana di Carbonera si affrontano 2 bande rivali, 3 ragazzi da una parte, 2 dall'altra. Spuntano una pistola soft air e poi un coltello a serramanico di quasi 20 centimetri. L'arma insanguinata verrà trovata poco distante. Ora il processo per un fatto che all'epoca in Via Granda aveva creato non poca apprensione tra i residenti. Siamo rimasti proprio allibiti dalla situazione, 2 ragazzi per terra, uno che perdeva tantissimo sangue. Terribile veramente, ho detto qua non si sa più niente, come che si va a finire, erano tutti giovani, gli scampai, però gli acciappai. Ed era stata una banda a colpire anche in piazza Borsa, a Treviso nel gennaio del 2018, vittima un ragazzo poco più che maggiorenne, malmenato nel tentativo di sottrargli una sigaretta elettronica. I presunti aggressori, tutti stranieri e coetanei, devono ora rispondere non solo di danneggiamento e lesioni, ma anche di rapina impropria. Un'ultima ora dal quotidiano L'Arena di Verona, che è il più antico quotidiano d'Italia. Incidente sull'A22 all'altezza di Rivalta, un ferito grave e lunghe code in direzione sud. E poi, come vi dicevamo in apertura, i rapinatori armati che hanno assaltato il centro commerciale proprio con la stessa dinamica del Vale Center di Marcon, proprio nessuna differenza con quanto era accaduto. Vedete le immagini che davvero hanno fatto il giro del mondo di un rapinatore armato di Kalashnikov che quel giorno prese in ostaggio una commessa che poi, come vedete in queste immagini, fu scambiata con un'altra commessa che si rese disponibile, viste le condizioni in cui versava questa collega. Era veramente disperata e chiedeva aiuto, piangeva, e quindi la sostituzione di un ostaggio, la banda che è scappata su una Panda rossa dopo aver abbandonato l'ostaggio però nel garage. Fortunatamente non c'è stato versamento di sangue. E la stessa cosa è accaduta, vedete ancora l'Arena, rapinatori armati al centro commerciale, assaltata una gioielleria, panico fra la gente, è successo alla Grande Mela, prima un forte rumore di vetri rotti, poi l'urlo di una ragazza. Ci sono anche alcune immagini, questo è il centro commerciale nei pressi di Verona, questo è l'interno con le serrande abbassate dopo il colpo messo a segno dai banditi. Può darsi che si sia trattato della stessa banda che aveva colpito a Marcon. Un'ultima udienza per il processo per l'infortunio mortale alle acciaierie venete nel 2018. Ecco le richieste fatte dal pubblico ministero con la sentenza che è prevista per il prossimo 19 marzo. 4 condanne e 3 assoluzioni, queste le richieste fatte dal pubblico ministero ieri nell'udienza finale del processo per l'incidente mortale sul lavoro avvenuto il 13 maggio del 2018 nell'impianto di Acciaierie Venete di Padova, costato la vita a 2 operai, Sergio Todita e Marian Bratu, travolti da decine e decine di tonnellate di acciaio fuso a 1600 gradi che erano colati da una siviera che si era staccata, cadendo a terra come una bomba incandescente. La richiesta di condanna più alta è stata fatta per il consigliere con delega all'esecuzione collaudi di Danieli Cranes SPA all'epoca, Giancarlo Tonoli, 4 anni e 4 mesi, 2 anni e 4 mesi per Alessandro Banzato e Giorgio Zuccaro, presidente e direttore di Acciaierie Venete, altri 2 anni e 4 mesi per Vito Plasmati, amministratore delegato della ditta incaricata alla manutenzione degli impianti. 3 invece le assoluzioni richieste per un altro manager della Danieli Cranes SPA e per il presidente e l'amministratore delegato di Danieli & Co. Officine Meccaniche con sede a Butrio in provincia di Udine. La sentenza del giudice è prevista ora per il 19 marzo prossimo. La caduta della siviera, secondo una perizia tecnica discussa in aula, è stata provocata dalla rottura di un perno che la tratteneva. La procura di Padova ha chiesto anche un risarcimento per le famiglie dei 2 operai deceduti e per un terzo rimasto ferito.
Diamo ancora un'occhiata ai giornali locali, questa è la Tribuna di Treviso, come al solito in prima pagina i furti, Vittorio Veneto filma 2 banditi nella villa del vicino e così l'ottico corre a casa e li fa fuggire. È successo a Vittorio Veneto, avvisato dal confinante, il professionista ha chiuso il negozio e si è precipitato al suo domicilio, erano entrati e sono scappati. Vedete i ladri in queste immagini, il proprietario che si è subito precipitato a casa e li ha messi in fuga. Ancora una storia di maltrattamenti e qui siamo a Padova, un uomo ai domiciliari per maltrattamenti torna a vessare la compagna che lo aveva ospitato. Perdonato dalla compagna e accolto in casa sua per scontare i domiciliari dopo la condanna per minaccia a pubblico ufficiale e atti persecutori proprio nei confronti della donna. Lei lo ha accolto impietosita dal fatto che non potesse più rimanere nella casa in cui abitava, ma un 59enne di Este è tornato a mostrare la sua peggiore natura e a vessare la sua ex proprio durante i domiciliari. Maltrattamenti e pressioni psicologiche che si sono palesate dopo pochi giorni di convivenza. I carabinieri di Este, venuti a conoscenza della situazione, hanno subito avvertito il magistrato di sorveglianza che ha così deciso di aggravare la pena revocando i domiciliari e disponendo la custodia cautelare in carcere. Il 59enne dovrà ora scontare il resto della sua pena di 1 anno e 6 mesi nel carcere di Rovigo. In regia questa mattina Italo Morao con Mattia Pizzaia. Vediamo la prima pagina del Mattino di Padova. Brumotti di Striscia la Notizia, piange l'amico Geremia, 14 anni, ha chiuso gli occhi con la voglia di guarire. La toccante testimonianza dell'inviato di Striscia che ha affiancato fino all'ultimo il ragazzino padovano malato di tumore. Da lui ho imparato tanto. Il grande Brumotti che, come sapete, con la sua bicicletta va spesso a caccia di spacciatori, davvero rischiando molto. Ma adesso andiamo a 4 anni dall'inizio della pandemia del Covid, nel paese in cui ci fu la prima zona rossa, in cui purtroppo ci fu la prima vittima. Sentiamo subito in diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, io mi trovo nella piazza del comune di Vo, il comune che 4 anni fa divenne famoso non solo per essere il comune con il nome più corto d'Italia, ma perché è stata la prima zona rossa del nostro paese. E qui si registrò la prima vittima di Covid, Adriano Trevisan, 77 anni, che morì dopo 10 giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia. Qui è un paese che è stato veramente provato, ma che è diventato anche famoso per lo studio condotto su tutta la popolazione, oltre 3.000 persone residenti che vennero chiuse qui all'interno della zona rossa e sottoposte a tampone, 3 cicli di tampone per capire quale poteva essere il contagio e l'andamento della pandemia. Giorni davvero difficili e che sono passati alla storia non solo di Vo ma del nostro paese, dell'Italia. Io sono in compagnia con 2 persone, adesso vi racconteranno anche le loro storie. Qui con me c'è il geometra Ettore Moreggio, perché era all'epoca dirigente del settore tecnico del comune di Vo e fu lui ad organizzare in poche ore insieme al sindaco Giuliano Martini la prima zona rossa e soprattutto la gestione della macchina dei tamponi. E tra le altre cose ci diceva lei era anche un grande amico di Adriano Trevisan. Sì, ero molto amico di Adriano Trevisan. Giocavo a carte anch'io insieme ad Adriano Trevisan, come avete sentito anche negli altri collegamenti. È mancato la notizia è avvenuta alle ore 17 del venerdì, appunto del 21 febbraio. Il sindaco mi ha chiamato urgentemente in ufficio perché c'erano appunto dei problemi, mi ha illustrato la faccenda e abbiamo cominciato a lavorarci sopra. Abbiamo avuto per fortuna, oltre che al sindaco, anche degli ottimi amministratori che ci hanno aiutato. Purtroppo, essendo chiuso completamente tutto il territorio del comune, eravamo in pochi a organizzare, lavorare, far sì che venissero fatte le prime operazioni per quanto riguarda i tamponi e la creazione della zona rossa del comune di Vo. La gente che voleva a tutti i costi sottoporsi al tampone, c'è stata una risposta veramente massiccia della popolazione. Sì, questo è vero, e anche il dottor Merigliano, che per l'Università di Padova curava
questi aspetti è rimasto meravigliato, perché bambini, anziani, tutti volevano che lo screening fosse effettuato in modo di avere delle sicurezze che non fossero positivi al Covid, ma soprattutto perché pensavano di dare una mano a tutto il territorio, a tutto il paese, diciamo, a tutta Italia, perché era un sistema che poteva veramente monitorare cosa poteva essere il contagio in quel momento. Era incredibile cosa in quei giorni. Lei ci racconta la libertà che è data per scontata, che viene a mancare all'improvviso. La chiusura di tutto il paese è stata micidiale per la gente, non potevano più lavorare, non potevano più consegnare vino, che questo è un territorio vitivinicolo, e era molto importante potersi muovere, e questo non avveniva più e non riuscivano a capirlo. D'altronde è stata la prima volta che capitava una cosa del genere, per cui ha traumatizzato parecchio le persone. Un paese che doveva andare avanti. Qui con me c'è Giancarlo Tosato, che all'epoca era qui alle poste di Vo, e almeno il servizio postale doveva andare avanti, perché semplicemente tanti anziani avevano bisogno della pensione e voi eravate chiusi dentro. Infatti, buongiorno a tutti ovviamente, e il problema era appunto di fornire la liquidità ai pensionati sostanzialmente, quindi Poste Italiane ha ritenuto opportuno, previo ovviamente tutto un lavoro di sicurizzazione dell'ufficio, dove è stato fatto pulizia totale con anche aziende che praticamente erano del settore, quindi l'uso di mascherine e quant'altro, e ci ha permesso ovviamente di operare e fornire un servizio alla clientela che è stato fondamentalmente il servizio del pagamento delle pensioni. E siamo andati avanti circa una settimana e mezza con questa attività qui, è andato tutto bene e insomma la collettività ha avuto anche, come dire, un riscontro positivo da parte di Poste Italiane, che come ben sapete ha una grandissima attività a livello anche sociale sostanzialmente, per cui gli anziani senza la pensione non avrebbero potuto comprare viveri e poter andare avanti in quei giorni dove veramente era isolato dal resto del paese. Certo, infatti avevamo un paio di supermercati aperti che fornivano, diciamo, i generi di prima necessità, ovviamente c'era bisogno della liquidità da parte dei cittadini, ecco. Io peraltro... Avevate paura? No, devo dire paura no, perché comunque eravamo stati messi in condizione di poter lavorare in sicurezza, per cui questo ci ha molto confortati e effettivamente poi l'attività è stata sviluppata in maniera perfetta, senza nessuna ripercussione a livello di sicurezza né per noi, né, insomma, tutto bene sostanzialmente, ecco. E peraltro io, essendo residente appunto nella zona rossa, insieme a altre due colleghe sportelliste, abbiamo avuto la possibilità appunto di lavorare in tre, che è proprio un po' l'organico che l'ufficio di Vo ha in genere. Ovviamente io pro tempore, loro lo stesso, perché poi sono colleghe che lavorano fuori, ma ovviamente eravamo qui all'interno del territorio, per cui ci siamo ovviamente alla richiesta dell'azienda volentieri ci siamo messi a disposizione. Grazie. 4 anni dopo il Veneto ha pagato un caro prezzo in termini ovviamente di contagi, oltre 2.800.000 casi e 17.459 le vittime di Covid nella nostra regione. Questo è il dato a distanza di 4 anni, una regione che comunque si è impegnata non solo nel numero della realizzazione dei tamponi, ma anche con una risposta massiccia per quanto riguarda la vaccinazione. Tra le altre cose, un aneddoto: a distanza di 4 anni, domani inizierà in tribunale a Padova il processo invece nei confronti del dottor Roberto Rigoli della microbiologia di Treviso e di altri vertici dell'azienda Zero per il caso tamponi rapidi, il caso che scoppiò durante la seconda ondata della pandemia nell'autunno del 2020, quando il professor Andrea Crisanti, che era all'epoca direttore della microbiologia di Padova, fece un esposto alla Guardia di Finanza mettendo in dubbio l'attendibilità dei tamponi rapidi antigenici acquistati dalla regione per lo screening durante la seconda ondata della pandemia. Dopo l'udienza preliminare che si era svolta un anno fa, che aveva rinviato a giudizio Rigoli e la dottoressa Simeonato di azienda Zero, domani dovrebbe cominciare il processo a Padova. Da Vo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentina, ai suoi ospiti, a Cristian Rocche Allende, operatore per questa diretta. Andiamo a Venezia perché il futuro, a proposito di salute, si incontra in Veneto. È lo slogan con cui si aprirà il primo
Forum Mondiale della Sanità in programma tra un mese a Padova. È stata presentata a Venezia questa prima edizione che sarà dedicata all'impiego dell'intelligenza artificiale nel sistema sanitario. Come a Davos c'è il Forum Economico Mondiale dell'Economia, il Veneto si candida a diventare il Forum Mondiale della Sanità. Va intesa in questo senso la prima edizione del World Health Forum che si terrà a Padova dal 20 al 23 marzo, presentata nella sede della regione di Palazzo Balbi a Venezia. Per 4 giorni, esperti, studiosi, addetti ai lavori di tutto il mondo si confronteranno sull'uso e sulle prospettive dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria. L'intelligenza artificiale, ad esempio, oggi è già utilizzabile per le mammografie. In alcuni paesi del mondo utilizzano l'intelligenza artificiale per identificare le mammografie che sono sicuramente negative e quindi far concentrare l'essere umano solamente sulle mammografie che hanno una possibilità di positività. Diventare un punto di riferimento internazionale in ambito sanitario è un obiettivo ambizioso, ma certo alla portata di un territorio come il Veneto, che vanta una fitta rete imprenditoriale nel settore. Il Veneto da questo punto di vista non è secondo nessuno, in modo particolare nel settore delle biotecnologie, e basti pensare anche a alcune nuove frontiere che vengono portate avanti, per esempio dal professor Gerosa, quando sta pensando di lanciare la creazione di un nuovo cuore artificiale che sarà di peso molto inferiore a quelli che oggi esistono, anche di dimensioni più piccole, creando un minore impatto. È una voce importante anche della nostra quota export, perché se prendiamo in esame tutto il settore delle biotecnologie ci collochiamo più o meno al 4° posto in ordine del settore merceologico. Allo slogan di "Il futuro della salute si incontra in Veneto", il World Health Forum conta sul sostegno e sull'organizzazione di una decina di partner, dalla regione alla Camera di Commercio, dal Comune di Padova all'università. Noi abbiamo una fortuna incredibile, si chiama università. Sono molto orgoglioso. Pensate, 72.500 studenti quest'anno, 72.500, è una città per cui, ma una città veramente ogni anno aumentano, per cui vuol dire che Padova è riconosciuta, l'università di Padova è riconosciuta a livello mondiale, ma sono 12% di stranieri, per cui ha una PIL incredibile, sono molto orgoglioso di questo. Chissà se l'intelligenza artificiale non possa servire in futuro per aiutare e portare soccorso alle persone che hanno bisogno, e noi a Focus TG in tutte le nostre reti raccontiamo spesso le difficoltà delle famiglie, di tante persone che non riescono a sbarcare il lunario, casi umani. Sentiamo questa storia che ci racconta con un ospite Daniele Garbina. A te, Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Vicenza, siamo in centro storico, proprio in Contra San Rocco, con Enrico Pollini. Eccoci qua, buongiorno. Ecco, raccontiamo la sua storia. Ecco, è l'autore di un hashtag, parte tutto da questo, che da poco ha fondato, ha inaugurato, Love to Travel by Bus. Praticamente amo viaggiare in autobus. Enrico, da 10 anni circa, ha rinunciato all'auto, e questa esperienza di vita è qualcosa che è importante, ed è un'esperienza che vuole anche trasmettere un invito proprio ad apprezzare anche gli aspetti di quello che può sembrare una sofferenza ed è una scelta in controtendenza, e ce lo facciamo raccontare da lui. Va bene, dai, allora, l'hashtag è una cosa da Facebook, è una cosa da boomer, perché ormai Facebook è una cosa da gente con i capelli grigi come noi. La mia è una scelta, la conseguenza di una situazione. Molto semplicemente, all'epoca, 10 anni fa, la mia automobile è morta. Ho chiesto al mio meccanico di fiducia: ma trovami fuori un usato, anche perché la usavo già molto poco. E poi passava il tempo, non arrivava l'occasione, mi sono accorto che vivevo perfettamente anche senza. La cosa è nata da lì, cioè non c'è nessuna questione ideologica o che altro. E da là ci ho preso un po' l'abitudine a usare i mezzi. Chiariamoci, io ho un quarto di automobile, nel senso che c'è una piccola utilitaria di famiglia che ci dividiamo in 4, la usiamo proprio quando serve, quando non possiamo farne a meno, ma che fa 8.000 km all'anno. Vengo trasportato, quando capita, amici, cose, gite morose, eccetera, per un altri 1.500 km all'anno, 2.000 forse. Poi quando serve la noleggio, cioè se devo fare un viaggio di lavoro o una cosa, la noleggio. Quindi i miei 4-5.000 chilometri all'anno in auto li faccio. Ma se posso evitarli, lo faccio,
Parliamo dei vantaggi, ecco, a questo punto proprio esaminiamo quali sono di questa scelta per cui vale la pena, ed è anche così un esempio vivente di quello che può essere una way of life di questa scelta in controtendenza. Allora, è chiaro che devi avere una vita e delle esigenze facili, perché se uno deve andare a lavorare tutte le mattine da un posto all'altro in cui non ci sono proprio mezzi, servizi, piste ciclabili o che altro, è inevitabile. Se uno deve scarrozzare bambini a destra, a sinistra, se uno fa il rappresentante, è inevitabile. Quindi io parto sicuramente da una condizione di vita facile e privilegiata. Dopodiché però bisogna averci un pochettino l'occhio e usare i mezzi ti evita di stare seduto nel traffico, ti evita di preoccuparti di cambiare le gomme 2 volte all'anno e mettere quelle invernali, della scadenza del bollo e dell'assicurazione, della revisione del... insomma, tutta una serie di cose che io proprio attualmente non considero delle cose assolutamente non normali. E la salute, anche perché bisogna dirlo, è l'organizzatore di una serie di eventi proprio che riguardano le camminate, per cui è anche un modo per riappropriarsi della salute, camminando magari anche i piccoli grandi spostamenti, diciamo anche questo. E ha un papà di 95 anni che in qualche modo la segue. Allora, in realtà questa cosa di usare i mezzi viene da sempre. Abbiamo sempre vissuto in centro, quindi ne abbiamo anche facile disponibilità e anche lui quando si muoveva da solo li usava molto spesso, quindi è una cosa così, come dire, che ci viene dall'abitudine. Attualmente, è nella sua condizione di non potersi muovere da solo, bisogna spingerlo un pochettino, deve essere accudito. E quindi quando tocca a me accudirlo, piuttosto che fare la muffa a casa, andiamo a farci qualche giretto utilizzando i mezzi pubblici. Certo, è un invito anche ai ragazzi. Ma in generale, come dire, si pensa che i mezzi pubblici siano estremamente carenti. Carenti lo sono in certe situazioni, ma in tante altre sono efficienti, funzionano, viaggiano. E per me l'idea di uscire di casa con le mani in tasca, non dovermi preoccupare di nulla se non di montare sul mezzo giusto al momento giusto, per me è una grande libertà, soprattutto negli spostamenti urbani. Direttore, a questo punto, se non hai qualche domanda, ecco, siamo in attesa, qualche curiosità anche di questa scelta così, di controtendenza. Daniele, grazie, molto interessante, complimenti a Enrico Pollini, che è una scelta di vita che non tutti, come diceva, possono fare, ma che ovviamente risolverebbe, se seguissimo tutti un po' questa indicazione, anche un po' il problema dell'inquinamento. Grazie molte Daniele Garbin col suo ospite Enrico Pollini. Pollini diceva giustamente che Facebook è un social che viene usato da quelli anche come me, insomma, no? Che hanno una certa età. Tant'è vero che Roberto Baggio, il grande campione, ha avuto un account Instagram, ma è stata la figlia a regalarglielo. Per cui vediamo il primo video di Roby Baggio, il Divin Codino, vediamo. In auto, sentiamo cosa dice. Papi, vuoi dire qualcosa a tutti i tuoi tifosi? Grazie a tutti per quello che avete scritto, per l'affetto che mi avete dimostrato e vi mando un abbraccio forte a tutti. Grazie mille. Grazie. Ciao. Papi. Oh Ciccia adesso batta però Oh Ciccia, adesso basta, però giustamente dice con calma e con moderazione, insomma, adesso non perseguitatemi, giustamente, che è già inseguito dai suoi tantissimi tifosi. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo subito con Focus TG, state con noi. È morta Rita Fazzello, però ne parliamo, scusate in regia, perché mi mancano delle immagini e quindi la diamo
la diamo più tardi. Intanto vediamo invece la morte del giovane Geremia Fontana, il 14enne di Ponso, che è morto per un tumore, come vi abbiamo detto prima leggendo la tribuna Il Mattino di Padova. Durante la malattia era diventato amico di Vittorio Brumotti. Vediamo. Ha lottato fino alla fine, la sua voglia di vivere non si è mai spenta e il suo sorriso è stato l'ultimo dono lasciato alla sua famiglia. Geremia Fontana è morto a soli 14 anni. Negli ultimi 2 anni aveva combattuto contro un tumore osseo che non gli ha lasciato scampo. Geremia, che viveva con la famiglia a Ponso, è deceduto ieri all'ospedale di Schiavonia. Le sue condizioni si erano aggravate la scorsa estate. La sua storia è stata riportata anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che lo ha ricordato e salutato con un lungo post sui social network. Geremia Fontana durante la sua malattia aveva conosciuto il suo idolo, il ciclista estremo Vittorio Brumotti, con cui aveva stretto amicizia. E a 8 anni di distanza dall'omicidio di Giulio Regeni al Cairo si è svolta la prima udienza del processo a carico dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso, dopo averlo torturato, il ricercatore di Fiumicello. Grazie signora Destra. Grazie, ciao. Sono usciti dal Tribunale di Roma salutando il popolo giallo, che anche questa volta non ha fatto mancare il suo supporto. Per i genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio e la sorella Irene, una giornata attesa da ormai 8 anni. L'inizio del processo a carico degli 007 egiziani accusati di aver sequestrato e ucciso il ricercatore di Fiumicello nel gennaio del 2016, di aver strappato la vita all'ex studente del liceo Petrarca di Trieste. E dopo 8 anni finalmente siamo qua e speriamo che il processo possa proseguire e che si possa avere giustizia per tutto il male del mondo che è stato fatto su Giulio. E capiremo cosa sarà di questo processo il 18 marzo. Grazie a tutti voi, perché senza la scorta mediatica e il popolo giallo non saremmo qui oggi. In effetti nel corso della prima udienza sono state avanzate dai difensori una serie di eccezioni per chiedere la nullità del decreto che dispone il giudizio, cui i giudici scioglieranno la riserva il prossimo 18 marzo. I difensori di ufficio hanno sollevato eccezioni procedurali chiedendo l'annullamento del giudizio. La Corte ha rinviato al 18 marzo per esprimersi sul merito, dopo che, come tutti sanno, la Corte Costituzionale anche su molte delle eccezioni in realtà ha già espresso un punto di vista, quindi il 18 marzo ci sarà la risposta della Corte. Ad oggi non sappiamo se i nostri assistiti siano ancora in vita, ha spiegato l'avvocato Tranquillino Sarno, il difensore di Atar Kamel Mohamed Ibrahim, uno dei 4 agenti della sicurezza egiziana imputati nel processo per le torture e l'omicidio di Giulio. Le eccezioni riguardano sia la giurisdizione dello Stato italiano e sia altre questioni tecniche già rigettate dal giudice per l'udienza preliminare, ha ricordato il penalista. Va notato però che anche in mancanza di notifica agli imputati, stando alla Corte Costituzionale, in questo specifico caso il processo si può fare. Presenti in aula al fianco dei genitori di Regeni anche Laura Boldrini, deputata del PD e presidente del Comitato Permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Siamo contenti che sia ripreso questo processo, perché la Corte Costituzionale ha deciso che si poteva fare senza la notifica recapitata ai 4 agenti del National Security. Io trovo sempre più difficile da accettare l'idea che un paese che l'Italia considera amico come l'Egitto abbia rifiutato qualsiasi livello di cooperazione, qualsiasi livello, e quindi non solo qui c'è in ballo la verità sulla morte di Giulio, ma anche la dignità del nostro paese. Con un emendamento della Lega alla legge sulla salvaguardia delle manifestazioni di rievocazione storica e del patrimonio culturale sarà consentita per legge l'organizzazione dei falò tradizionali, cioè i panevin. È stato l'onorevole Gianangelo Boffa della Lega a dare l'annuncio, anche perché tra i firmatari dell'emendamento, e siamo in collegamento Skype. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Ricordo anche il sindaco di Tarso. Allora è certamente una decisione che da un lato
susciterà l'entusiasmo di chi apprezza i panevin, le feste e le tradizioni, dall'altro scatenerà, credo, le ire degli ambientalisti, perché siamo in un momento in cui c'è molto inquinamento, no? Ma diciamo che non è l'evento, la rivocazione dell'evento tradizionale che avviene da noi il 5 di gennaio che accentua o crea il problema, diciamo. Il problema è ben altro. Qui si tratta di rievocazione di quella che è una tradizione centenaria, per non dire millenaria, sui nostri territori, che è giusto che continui. Quindi rispetto a prima, adesso è passata in prima battuta questa legge alla Camera, poi andrà al Senato, ma ovviamente non ci saranno modifiche rispetto a quanto approvato alla Camera. Abbiamo proposto questo emendamento che prevede appunto che questo tipo di manifestazioni, proprio per le caratteristiche che hanno di storicità, di tradizione eccetera, vengano escluse da quelle che sono le normative di carattere ambientale. È ovvio che si inverte il principio, mentre oggi prima di questa legge erano vietate e quindi bisognava fare le ordinanze per riuscire a farle, adesso sono di fatto, saranno previste per legge e quindi potranno poi esserci dei motivi contingenti nel caso di posizioni particolari o dove potranno esserci pericolo di incendi, per siccità eccetera, dove potranno essere messe magari delle ordinanze per altri motivi, per magari non farli, però dovranno esserci delle ordinanze motivate eventualmente per non farli, ma la legge consentirà di farli e quindi potremo preservare quella che è una nostra tradizione e, come ripeto, quel 5 gennaio una volta all'anno non è quello che determina sicuramente i problemi di carattere ambientale, diciamo. Ecco, onorevole Boff, approfitto della sua presenza, visto che parliamo tutte le sere a Focus di politica, anzi l'aspetto, ho collegato in studio, come sa, siamo sempre contenti di averla come ospite. Terzo mandato. Grazie. Oggi i giornali titolano "La Lega non ritira l'emendamento perché il Presidente Zaia e altri governatori abbiano il terzo mandato". È stato rinviato il voto in Senato, se non ricordo male, alla prossima settimana, era stato previsto per domani. Ovviamente è lì una questione di numeri. Come andrà secondo lei? Cioè che chance hanno coloro che vogliono il terzo mandato? Ma le dinamiche adesso sono sicuramente nelle mani delle segreterie politiche, per cui non sta a me dire. Quello che io posso dire è che noi l'abbiamo visto anche con la verifica sui LEA, dove la Regione Veneto si è dimostrata essere perfettamente in linea con quelli che sono i LEA, i livelli essenziali assistenziali, e quindi il buon governo di una regione, non vedo perché ci devono essere dei limiti a chi gestisce bene la cosa pubblica e a chi poi viene eletto dai cittadini, perché ricordiamoci che non è che sia una dittatura, cioè ogni 5 anni quella persona si presenta di fronte ai cittadini e i cittadini decidono se quella persona ha amministrato bene o meno e se riconfermarla. Vi sono ruoli all'interno del panorama politico istituzionale nazionale che tra l'altro hanno su di loro ancora più poteri di quelli che può avere un governatore di una regione piuttosto che un sindaco, e in realtà per questi non è previsto un limite dei mandati, cioè non è previsto un limite di mandati per il Presidente del Consiglio, non è previsto un limite di mandati per il Presidente della Repubblica, e voglio dire, sono sicuramente cariche istituzionali che hanno in sé un potere maggiore, i Presidenti delle Camere eccetera, quindi ritengo che men che meno lo si deve applicare ai governatori della regione. Abbiamo fiducia nei cittadini e quindi noi ogni 5 anni ci presentiamo davanti agli elettori e saranno i cittadini democraticamente a decidere se uno ha amministrato bene ed è giusto che continui a amministrare o se qualcuno ha amministrato male, e ricordiamoci che ci sono anche governatori che hanno fatto un mandato e poi non sono stati riconfermati, quindi a prescindere dalle leggi, i cittadini sono intelligenti e noi abbiamo fiducia in loro e loro decidono da chi devono essere governati. Certo. Onorevole Boff, grazie molte per essere stato con noi, a presto, l'aspettiamo a Focus. Buona giornata, arrivederci, buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie. Grazie molte.
Adesso torniamo sulla scena, diciamo, del crimine e andiamo subito a Mogliano Veneto, dove c'è Christian Arboit. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno di nuovo. Mi trovo a Mogliano Veneto. Prima eravamo a San Biagio per raccontarvi di un furto, l'ennesimo di un furto in casa. Adesso lo vedi dalle immagini di Simone Merlo. Sangue a terra, un fazzoletto, vetri rotti. Questa è una delle tracce rimaste dopo il raid vandalico che si è registrato nella notte. Dove ci troviamo? Ci troviamo in un posto abbastanza conosciuto di Mogliano Veneto. Siamo sul retro della stazione dei treni. Qui vicino c'è il sottopasso pedonale che porta per l'appunto alla ferrovia. Tra l'altro è un momento particolarmente frequentato questo dai pendolari. Raid vandalico nella notte su diverse auto. Forse state già vedendo anche delle foto. Un raid che impressiona, perché appunto c'è tanto sangue che è stato ritrovato anche sulle auto, e pare non sia stato un raid ladresco ma vandalico, probabilmente anche un raid ad alto tasso alcolico, perché non si spiegherebbe tutto questo, o comunque soggetti che erano alterati. Vedete, le tracce si susseguono, questi sono tutti vetri rotti, le macchine sono state con ogni probabilità portate via, così ci ha riferito anche un signore che preferisce non essere ripreso. Resta il fatto che davvero sono stati attimi molto concitati questa notte. Sono in contatto, non sono riuscito ancora a sentirlo, ma lo sentirò a brevissimo, con Marco Donadella, assessore alla sicurezza di Mogliano Veneto, che era nostro ospite la scorsa settimana, poco distante dall'altra parte del Terraglio, in piazza Teatro. La scorsa settimana, se vi ricordate, c'era stata quell'aggressione shock nei confronti di due 24enni moldavi. Uno in particolare era stato accoltellato, e quindi siamo a 200-300 metri in linea d'aria, ma appunto dall'altra parte del Terraglio. Anche qui tanto sangue e vetri a terra. Tra l'altro, Simone, ricordami anche tu dove avevamo trovato i vetri. Ci sono ancora? Eccoli là. Sta parcheggiando questa macchina, probabilmente ignara di quello che è successo ovviamente questa notte, e anche qui vetri a terra, vetri in frantumi. Non so ancora darti, direttore, il numero esatto delle auto colpite, sicuramente 3 o 4, però appunto è tutto in corso e sto attendendo anche delle notizie, degli aggiornamenti da parte del comune. So che questa mattina sul posto c'erano gli agenti della polizia municipale. Mi guardo intorno per vedere se vedo altre tracce, ma insomma mi pare che quello che ti ho mostrato con Simone Merlo basti e avanzi per parlare di una notte assolutamente concitata. Ecco, anche qui ci sono vetri a terra, ecco sì, vetri di un'altra auto perché sono di un altro colore, anche qui ci sono delle tracce organiche, ematiche, è sangue, anche qui, ecco, probabilmente qua hanno coperto con... c'è poco da dire, direttore, cercheremo di capirne un po' di più. So che una proprietaria delle auto si trova a Padova perché appunto questa mattina doveva uscire, doveva andare a lavorare, quindi ha preso il treno. Chiaramente se avrò aggiornamenti ti richiederò la linea. Ho sentito anche il sindaco Davide Bortolato, è sul pezzo, e anche da lui attendo aggiornamenti. Simone, ecco, forse anche qui per terra c'è del materiale, sì, un copione che si sta appunto ripetendo, e vedete insomma
anche qui un'altra traccia di sangue, insomma qualcosa qui questa notte è successo, un raid vandalico, non un raid ladresco, mi pare ovvio, quindi qualcuno che è entrato in azione alterato, molto alterato. Per il momento da Mogliano è tutto, siamo in via 28 aprile, qui vicino c'è il Despar. Per tutti gli aggiornamenti ovviamente ti richiederò la linea con Simone Merlo. A te la linea, direttore. Grazie molte Cristian, grazie, davvero un raid vandalico a quanto sembra, poi vedranno le forze dell'ordine probabilmente immagini delle videocamere. Adesso andiamo da Lucio Zanato e parliamo di agricoltura con Lucio e credo di fitofarmaci, perché dopo la decisione dell'Europa di fare una marcia indietro gli agricoltori comunque non sono ancora del tutto soddisfatti. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo a Conegliano, siamo al Cerleti, quindi diciamo così nella culla della vitivinicoltura e della scuola di vitivinicoltura. Qui il Condifesa ha organizzato una giornata, un forum fotoiatrico, ovvero una giornata di studio dei prodotti da utilizzare in vigna e non solo, per quanto riguarda la tutela del prodotto e anche la difesa della pianta. Il primo dato l'abbiamo nel titolo, ovvero la marcia indietro, la definizione, questa è la notizia che ha dato la Regione del Veneto, che il glifosato, questo prodotto che viene utilizzato, ricordo anche dalle Ferrovie dello Stato, come diserbante lungo le linee ferroviarie, in realtà non darebbe residui, quindi non darebbe problemi né per la gente né per l'ambiente. Una notizia per certi versi positiva, però per voi viticoltori forse non cambia nulla. Comunque per noi agricoltori, nel dubbio che questo prodotto possa creare dei problemi alla nostra salute per la sua residualità eventuale, stiamo lavorando per cercare comunque di sostituirlo. Diciamo che nel territorio, grazie alla meccanizzazione, riusciamo a controllare le malerbe, direi superando oltre il 50% ormai delle aziende lo stanno sostituendo. Ecco, le immagini che abbiamo mandato prima dimostrano come gli agricoltori, i viticoltori vadano a scuola, cioè si informino, si formino, perché la cosa importante che vogliamo far passare è che è vero che la viticoltura, soprattutto in queste zone, dà un profitto, ma che questo profitto viene rimesso nel territorio con dei miglioramenti per anche chi non fa il viticoltore, quindi lo studio di prodotti molto più, diciamo così, naturali, ma contemporaneamente quando si deve utilizzare prodotto chimico, il minor utilizzo possibile e nei tempi giusti. Ma diciamo quando si utilizza giustamente questo prodotto, diciamo che gli agricoltori adesso sui cassonetti agrofarmaci non hanno solo più i prodotti di sintesi. Io mi ricordo 18 anni fa, quando abbiamo iniziato questo foro fitoiatrico, non si parlava altro che prodotto chimico. Oggi invece 5-6 aziende stanno presentando prodotti alternativi alla chimica. Questo significa che c'è attenzione verso un futuro che sia sostenibile e l'agricoltore su questo lo sta aspettando ed è disponibile comunque a utilizzare questi prodotti che sono in grado, in determinate condizioni climatiche, ripeto climatiche, perché 3 anni fa che c'è stato il periodo di siccità, sicuramente questi prodotti alternativi alla chimica hanno funzionato e anche bene. L'anno scorso mi viene in mente il mese di giugno, mese di luglio, che pioveva sempre, dal nostro contenitore agrofarmaci abbiamo dovuto utilizzare quel prodotto chimico perché non c'era alternativa. Noi dobbiamo arrivare comunque alla raccolta col prodotto che sia sano e integro, cercando di utilizzare il meno possibile la chimica, ma comunque che il prodotto sia sano e integro a salvaguardia di chi lo usa, di chi il prodotto, ma anche a beneficio del consumatore finale. Ecco, una cosa particolare, direttore, qui è stato spiegato ad esempio come in vigna si possono utilizzare gli antagonisti, ovvero degli insetti che mangiano altri insetti e nello specifico gli insetti nocivi della vite, quindi un prodotto in realtà naturalissimo perché fa parte del ciclo naturale e senza utilizzo di materiale chimico, e quindi una continua ricerca per il miglioramento della produzione. Bisogna anche dire che è perché il Prosecco dà un bel guadagno che tutto questo viene avanti, perché in altre situazioni, e lei lo sa come Condifesa, siamo abbastanza indietro perché l'agricoltura qualche problema ce l'ha ancora.
Ma diciamo questo, che non è dubbio che il Prosecco abbia creato un'economia nel territorio importante, però è anche vero che l'agricoltore oggi lo fa per la sua passione, tutelando comunque il suo ambiente, il suo territorio. Chiaramente l'agricoltura non è solo cultura, ma è cultura, e vedo e osservo, e se siamo anche qui alla scuola enologica, perché i giovani proprio su questo sono attenti, sono disponibili, però c'è un cambiamento radicale sul modo di fare agricoltura, c'è molta più attenzione, c'è molta più disponibilità e l'agricoltore sta investendo proprio in funzione a questo. Ecco, mi sembra che questo sia il messaggio più importante da lanciare qui da Conegliano. A te la linea, direttore. Grazie molte Lucio, molto interessante. Poi gli agricoltori devono fare la loro parte contro i parassiti, quindi prodotti chimici vanno comunque usati, come avete sentito con grano salis. Torniamo a Mogliano perché ci chiede la linea nuovamente Cristian Arboit. A te Cristian. Sì, direttore, sarò velocissimo. Ci ha raggiunto l'assessore comunale alla sicurezza Marco Donadel. Prima vi abbiamo mostrato quelle immagini, insomma una notte di follia in questo parcheggio, vetri a terra, sangue. Assessore, cos'è successo? Lei si è sentito con la polizia locale? Sì, mi sono sentito anche con i carabinieri, con il comando, con i quali porto quelli che sono i miei ringraziamenti, perché è stato assicurato alla giustizia. Si tratta di un cittadino extracomunitario non residente qui della zona che con l'utilizzo di un tombino ha distrutto, se così si può dire, alcune automobili per rubare quello che c'era all'interno. Si è ferito. Sono state avvisate le forze dell'ordine, le quali sono prontamente intervenute, perché questa è comunque una zona presidiata dalle forze dell'ordine, sia di giorno dalla nostra polizia e dai nostri anche volontari, e di notte dai carabinieri. Con un tombino in mano poteva essere pericoloso, perché insomma, forse non era in sé per fare quello che ha fatto. Questo non lo so, molto probabilmente non era in sé, però la cosa importante è che sia stato assicurato alla giustizia. Ricordo poi che qui in zona stazione, la stazione di Mogliano è una delle stazioni ferroviarie più utilizzate in Veneto e pertanto molte volte porta anche a questi spiacevoli fatti. L'importante è che nessuno si sia fatto male sostanzialmente, però insomma fa riflettere questa vicenda. Fa riflettere, certamente, nessuno si è fatto male, per fortuna, se non il diretto interessato, il protagonista di questi atti vandalici, e basta, insomma, tutto qui. Grazie Assessore Donadella, questo è l'aggiornamento che mi sembrava doveroso. Direttore, con Simone Merlo da via 28 aprile a Mogliano ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie. Andiamo in pubblicità, pochi minuti, un paio di minuti, e torniamo per chiudere Focus TG. Andiamo con la politica, lo scontro tra Lega e Fratelli d'Italia sul terzo mandato. Sentiamo. Io mi sento benissimo, visto e considerato che è giusto, il Parlamento e la democrazia voteranno, decideranno. Il problema non sono io, a me spiace che qualcuno pensi che questo è un emendamento fatto per me. Mi risulta che ci siano miei colleghi che hanno posto e pongono la questione quanto sottoscritto. Non sono io il problema, dice Luca Zaia, quando mancano pochi giorni alla discussione dell'emendamento leghista presentato alla Camera che consentirebbe il terzo mandato ai presidenti di regione. Emendamento salva Zaia, lo hanno bollato sia alleati che oppositori. In Veneto il copyright se lo contendono Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia, e Andrea Martella, segretario del Partito Democratico. Il diretto interessato però non ci sta. La verità è che l'interlocutore non sono i presidenti o i sindaci uscenti al secondo mandato, ma sono i cittadini che hanno diritto ad una risposta che sia concreta, coerente, in un paese nel quale le uniche due cariche elettive, ovvero il sindaco e il presidente di regione, sono le uniche due cariche che hanno il limite dei mandati. Ma non c'è solo il fattore Zaia per quanto dirimente. Elena Donazzan, assessore di lungo corso e Miss Preferenze, è data in corsa non solo per le europee di giugno, ma anche tra i possibili candidati meloniani alla presidenza del Veneto nel 2025. Se dovessi dare la risposta vera alla Venezia o Bruxelles, è che io Venezia me la porto nel cuore ovunque io vada, e con Venezia intendo il Veneto. Non so, non credo che questo sia né una preclusione né una promozione, è un passaggio.
è una tappa. Insomma, una strada non esclude l'altra, con Donazzana che chiede lealtà a quegli alleati leghisti che stanno invocando lo strappo nel caso di un candidato governatore non leghista. In squadra ci stai sempre, ci stai quando sei una minoranza e alle volte ti aspetti che la tua maggioranza sia un pochino più benevola, un pochino più generosa nel farti stare in squadra, ma stai in squadra come siamo stati noi anche quando la Lega in Consiglio regionale non ci ha dato una presidenza di commissione. Siamo lì precisi, leali, no fedeli. Fedele è il cane, il mio cane è fedele, leale è chi ti dice guarda magari io avrei fatto un'altra cosa. Era Donazzana e Marcello Bano nella penultima puntata di Ring con Christian Arboit e ovviamente l'8 e il 9 giugno si vota anche in molti comuni del Veneto, tra questi Bassano del Grappa, dove il centro-sinistra ha scelto il candidato sindaco, ma per il centrodestra c'è stata un'altra fumata nera. Sentiamo Ferdinando Garavello. Niente da fare. La fumata bianca non vuole proprio arrivare e neanche quella grigia, se è per questo. Eppure le riunioni romane sul tema delle elezioni bassanesi proseguono a pieno ritmo, seppur in forma per così dire ridotta. Voci di corridoio parlano dell'ennesimo incontro fra i referenti regionali dei partiti del centrodestra, anche se stavolta si sarebbero incontrati solo quelli di Fratelli d'Italia e della Lega. Sul piatto, manco a dirlo, il candidato bassanese e probabilmente anche la partita rodigina, sulla quale sembrava essere stato trovato un accordo. Invece, con ogni evidenza, l'accordo non è stato trovato e il tira e molla continua. Nicola Finco resta il candidato proposto dal Carroccio su Bassano, mentre sul versante del partito di Giorgia Meloni sono in ballo ancora il vice sindaco Andrea Zonta e Stefano Giunta, vecchia conoscenza della politica cittadina. E qui finiscono i fatti più o meno certi e si entra nel campo delle ipotesi e delle dicerie. I Fratelli d'Italia bassanesi, infatti, non gradirebbero Finco e in generale il movimento sarebbe più propenso a porre il proprio candidato nelle schede. Questa situazione ha causato una ferma presa di posizione della Lega bassanese, che ha avvertito i colleghi di coalizione di non tirare troppo la corda. Altrimenti, e questa è una voce sempre più insistente, la Lega potrebbe correre da sola, magari con Forza Italia, che pure si è esposta nei giorni scorsi con la candidatura dell'assessore Mariano Scotton, e magari con il centro nato dal ritorno della Democrazia Cristiana in riva alla Brenta. Insomma, un caso da manuale che ormai è all'onore delle cronache regionali per durata e livello di tensione. E il centrosinistra cosa fa? Dall'altra parte della barricata hanno aperto i popcorn già da un pezzo e aspettano di vedere come andrà a finire. E non sono i soli. Specifichiamo che il candidato sindaco sarà Roberto Campagnolo. Allora chiudiamo con la notizia con cui abbiamo aperto, questa è la nuova Venezia, ripresi dalle telecamere i 3 rapinatori di Cavallino Treporti. I carabinieri fermano un primo sospettato e credo che questa sera nei nostri telegiornali su questo avremo e avrete tutti i particolari. Grazie a tutti, buona giornata, ringrazio Italo Morao e Mattia Pizzaia in regia e stasera ci vediamo a Focus alle 21:15. Arrivederci.